che tradotto significa buongiorno Italia. Ho voglia di alzarsi zero, ci sta di un bene qua. C'era anche la torre per fare delle foto. Vabbè, adesso bisogna trovare la forza di svegliarsi nonostante si stia benissimo il calduccio qui e andare a visitare. Fare una bella passeggiata. A casa ladra. Io usai qua a casa mia prima mattina. E cos'è quello? Ah, una gazza ladra con la pancia rossa. Non ho mai visto con la pancia rossa. Ah, quello deve essere uno degli abusivi, perché c'è scritto su internet che qua è abitato tutto abusivamente. Buono gas, abusivamente, molto buono. E anch'io in qualche modo ho abitato abusivamente, cioè se sapevi neanche dentro, a questo punto non stai qua fuori in il giardino, va bene dai. Oh, hai vista da cucina? Buono, bene bene. Guarda qua anche l'altalena là sull'albero. Van Life Art 2019. Quando tutti ti mostra moga del caffè, Zingano ti mostra teiera del tè. Però con sfondo, va là, questo bellissimo albero tipo un po' ancestrale, un po' dell'orrore, con l'altalena attaccata, ma l'altalena per la tosetta tipo quella di The Ring, no? Sai quella che viene fuori dallo schermo? Sì, quindi immagina ieri sera una roba del genere, insomma. E poi il fortino che adesso andiamo a vedere. Però prima una piccola strategia tattica. Allora, prima facciamo i filmati con la telecamera, eccetera. Il drone per ultimo, cioè che non è che la gente qua adesso non so chi c'è qua in giro, però non è che la gente vede che io ho un drone che vola, eccetera, che poi rimetto in camper e vado per i cazzi miei, no. Quindi prima esco col cane, faccio tutto quello che devo fare, e dopo per ultimo il drone, poi il drone a terra, dentro in camper e ciao via. Beh, per evitare tantissime rotture di scatole, anche proprio che ti mandano municipale o gente che si lamenta, che ne so io, il drone lo lancio sempre per ultimo, cioè se possibile il drone è l'ultima cosa che faccio, in modo che poi a terra chiudi, butta in camper e via, ciao, arrivederci. E per la prima volta proviamo a portarci il drone con questo aggancio di fortuna che seria a cintura e vediamo che succede. Il giardino di Singano. Adesso andiamo a vedere col CP com'è la situazione. L'unica cosa brutta sta già iniziando a piovigginare, porca troia. Ecco qua la porta chiusa con i libri che abbiamo visto ieri notte. E avevo letto qualcosa da qualche parte, solo che non riesco più a trovare quel testo. E qua cos'è? Tipo un negozietto, forte. Che forte. E qua tipo casette, tutto abbandonato. Però di là ho visto un recinto. Guarda i pavoni su, li vedi? Guarda lì, guarda pavoni, occhio. Buongiorno signori pavoni. Guarda lì. Buongiorno. Guarda i pavoni. Il cipi è libero come una rondine sopra le nuvole della felicità. Questo deve essere una delle mitragliere, cioè dove mettevano le armi, le robe. Guarda che si può entrare anche dentro di là. Che cazzo figata. Fa vedere. Ci voleva la torcia, ma io ce l'ho, ho il telefonino. Wow. Ho sentito rumori. Stai qui. Wow, guarda. Forte. Sì, da qua sparavano. Fermi. Ok, buona. Ferma lì. Ci sono piccioni, uccelli ovunque. Mi vieni qui. Quindi se Amy, vieni qui. Vieni qui. Qua è più chiuso. Comunque è sempre una mitragliera. Stai qui. Pian devo usare i morti. E si riesce di qua. Che forte. Sì, come scrivevano, ambiente un po' malsano, lasciato al degrado proprio. Peccato. Forse no, perché poi lo metterebbero a pagamento. Mentre così uno è libero di vedere le cose anche in questo stato naturale, diciamo, di abbandono. Ossia
con gli uccelli che ci vengono dentro e ci schietano. E pensa ad andare su là, quello era tipo un osservatorio. Sì, ma guarda che ce ne sono di testi interessanti, porco cane. CP, siamo arrivati tardi, porca miseria. Vabbè, ma noi visitiamo il resto, fa vedere com'era qua. Stanzoni vuoti alla fine. Ah, stai qui. Ecco, qui non capisco dove siamo. Queste forse sono le case abusive. Sì, dai serramenti. Il tutto è un po' strano, sembra quasi sia stato abitato tipo da dei, tra virgolette, figli dei fiori, cioè, perché trovare tutti quei libri lì che chiudono le porte e poi ogni tanto ste statue strane, sta roba appesa all'albero. È forte, forte, forte. Purtroppo dobbiamo un pochino allungare il passo perché inizia già a piovigginare, accidenti. E d'altronde sì, la giornata metteva pioggia come ieri e così. Quindi ci siamo portati dietro il drone praticamente per niente, perché potevo lanciarlo anche dalla base, diciamo, no? Vabbè, insomma, dai, adesso vi facciamo fare un girettino. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off transpiration. Diatoms sink to the seabed floor, converting CO2 for system oxygenation. Everything here works so perfectly. Earth, a rare body of harmony. Balance is tipping, we're out of form. Life as we know depends on our transformation. I could adapt for you. We gotta adapt, it's true. Now there's no choice. Now there's no choice after all. A magnetic field from an iron core shields the solar wind and UV radiation. Our atmosphere has no two-way door. All pollutants we burn build in accumulation. Everything here works so perfect. Il CP dai 1000 vici non ha che di lamentarsi, proprio di niente.